Goku Takabriga. Goku, Ciao Goku. è tornato il Goku. Aia, l'occhio chiuso. Che c'è? Che succede? Sono cassanero. No. Poi accessori a 1000. Sì. Go, filtra mazzo. Sto giro, guarda, mi ha fatto girare le pile. Ieri era ricaricabile. Fa come tutti. Dai, raccontaci. Allora, sta attento, la settimana scorsa, no? Sì. Abbiamo deciso di fare una festa in maschera, insomma. Allora, ho riservato il reparto coriandoli, mascherine, telefilanti, che limonade lì, no? No, vabbè, adesso con gli oggetti. Allora, mando via gli inviti, tiro sui skate, no? Sì. Vo' al negozio de Barbie Taia Bondola. Ma chi è? Chi è questo? Aperto l'alimentare. Vabbè, sì. Aperto l'alimentare, volevo, torno un po' di birre finte, Sì, ok. salatine e patatine di plastica, Sì, ok. Bellissimo. hamburger di gomma, eccetera. Ciamo Gian Gigio Tucci alla console. È un DJ, ok, fa È il tecno. È il DJ, insomma. Prepariamo tutto quanto. Sì. Torno a scatola mia, no? Sì. E praticamente A per casa prepararmi, mia, no? scatola mia, sì. E dopo passo torno a me bambola a bocca onta, no? Ah, ok. Sì. Sono sotto scatola sua, che sono il clacson del Mesuf telecomandato, no? La si affaccia dalla scatola e mi dice caca culo, pisso, peggio. Sì, bocca onda, ok, sì. Arrivo subito. Sì. Quando arriva so, Che succede? la sa vestita bambola della... Cioè, te dovevi vestirte da sbrodolina, punti neri, ho detto. Ho detto, adesso come fomi? Cioè, sono vestito da cicciobello acne grassa. Dai, ma cosa? Te me lo dicevi, mi facevo tutti i tatuaggi sul col e mi vestivo come tuo marito. Va bene, dico, fa stesso. Ero tirato come una corda del violino. Arriviamo alla festa, appena entro mi ve incontro Gian Angigio Tunci e il DJ mi fa, mi sa rotto il giradischi. No! Posto mia chiamare capitano Uncino che il presta la mandica. Tanto lui si è vestita supposta, no? Che serve. No, va bene. Ma che serve mia? E le chiamo tutto a posto. Sì. Insomma, bene sistemato. Comincia la festa. Oh, là. Gara un sacco di sugattoli. Sì. Ma non si capiva mia chi era. Ah, No, era tutti in maschera. dai. Bello. Non ti bello, capivi bello. mia chi era, a parte Shrek che si è vestita da Topolino e lui si capiva. Si vedeva un po'. E Willy il coglione che si è vestito da Willy il coglione. Cioè, Ok, ecco, sì, proprio D'altronde- ha tenuto fede al nome. ma in altri zare non te capivi mia chi era. Comunque tutto bene finché Gian Angigio Tunci Sì. e sai metà della vita sui lenti. Ti dico, vabbè, sì. magari se imbastisse qualcosa. Eh. Ma a un certo punto ti senti, oh ma cosa ha fatto? Sta fermo, si tomato qua e là. Mi giro e era praticamente Cicciobello Primo Rumori che stava giocando con Willy il coglione. Oh, Come mai? Perché il Gapro Cicciobello Primo Rumori l'era vestita rapperonzola, te sei con Città che fa e sa sbagliare, dai su, ma lui Gapro con me, qua e là, cosa ha fatto, eccetera, eccetera. Insomma, io ho convinto di far pace, solo sul più bello che fa pace. Sì. Non viene dentro Fred Finto, che era vestito da Pumba e Timone. E gli aristomati che erano vestiti da Teletubbies. E comincia a urtonare Cicciobello Primo Ormoni, no? Ok. Sì. E alla fine il casca in terra e che va addosso a Capitano Uncino che era vestita supposta e comincia a rudolare e butta a partare a tutti i rugolari. Insomma, un casino. E comincia a urtonarsi tutti. Sì. Allora mi Che brutto. vo dentro per cercare di dividere. Beh, sì, come A un certo solito, punto certo. ti senti da distante. Nino. Ecco, indovina ci è arrivato. I Lego, I Lego poliziotti. Lego poliziotti. In tenuta antisommossa. Anche addirittura. E io dentro comincia a smanangalare un po' di gente. No. E però si crea una massa diciamo di gente. Allora sai fatto? Io a buttare le fialette spussolenti. Ho capito. Ora tutti che scappa fuori con gli occhi che slagrimava, eccetera. C'era andato fuori per ultimo. Sono da fuori. Me, No. Fred Finto e Willy Coglione. Ecco, ovviamente. In acciappai l'ha messi sulla camionetta e l'ha portata in caserma. In a liberà ieri sera. No, Da guarda. mercoledì. No!
Cioè, invece, con la schiena piena di busi dei matonsini. Il marito che se ne va via e mi mette nel reparto di fetadi. No, fa guarda. conto te se non so in che sa. Ho capito. Anche il reparto di fetadi te vai via 50 centesimi. no? Neanche se- Mi dico che, Vai, che vai. il fagiolino fa le pusse, forse era vestita da nuvola, non so. Goku, ma la festa Gevelo Big Jim, Schissa Botton e arriva. No, vabbè, Nicoele. Era Poi- Big Jim. E vedi? Era vestita a passaggio a livello. Che è successo? No, forse vabbè, te lo dico dopo. Va bene, momento dei saluti. Arriva il treno. Carico il Venio Mi, quindi andate subito a rispondere. E fermo al passaggio livello, Tony. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.